Questo è un video di pillole di economia abbastanza atipico, perché parlerò di qualcosa strettamente di attualità, ma da un punto di vista molto teorico, e quindi spero che possa essere utile a tutti anche dopo che questa emergenza sarà passata. Diciamo che sfrutto la possibilità di avere un argomento particolarmente attuale per parlarvi di qualcosa di teorico. Tra l'altro questo video esce dopo quello sulle vendite allo scoperto che vi lascio qui in alto a destra. Lì si parlava di speculazione da un punto di vista finanziario, questa volta parliamo sempre di speculazione, però da un punto di vista dell'economia reale. Detto questo, iniziamo a parlare dell'aumento dei prezzi delle mascherine, dei gel igienizzanti o di qualsiasi altro prodotto per l'igiene personale, dal fatto che questi beni sono beni di largo consumo. Il consumo di questi beni avviene frequentemente, più volte nel tempo. Ad esempio, se io comprassi un flaconcino di Amuchina, poi me lo dovrei mettere ogni tot sulle mani e quindi verosimilmente non mi durerà tantissimo nel tempo. Dopo un po' finisce. Questa prima categoria si può distinguere da una seconda categoria che è quella dei beni durevoli. I beni durevoli non vengono acquistati di frequente. Possiamo fare un esempio, una macchina è un bene durevole, l'acquisto una volta e poi la uso per diversi anni, nel caso della mia famiglia per decenni addirittura. E questo concetto è fondamentale per capire il resto del video. Ora quindi mi tocca introdurre il concetto di elasticità della domanda, che non è semplice. È la sensibilità della domanda alla variazione del prezzo. Mi spiego meglio. Nella pratica è quanto cambia il numero di persone che stanno acquistando un certo oggetto al variare del prezzo di questo oggetto. Quindi se io aumento di tanto il prezzo dell'oggetto, quante persone in meno lo compreranno? La cosa interessante infatti è che l'effetto della variazione del prezzo non è uguale per tutti i prodotti. Ci sono alcuni prodotti per i quali non è indispensabile l'acquisto immediato e questi sono i famosi beni durevoli che abbiamo detto poco fa. Io posso tranquillamente permettermi di aspettare del tempo per avere delle condizioni di prezzo più favorevoli. Torniamo all'esempio dell'auto. Io possiedo da 8 anni una Fiat Panda, però vorrei acquistare una Fiat Punto perché la mia Panda ormai è vecchia e vorrei cambiare auto. A questo punto mi metto a guardare i prezzi delle Punto e i prezzi in questo momento sono particolarmente alti rispetto al solito e quindi io posso permettermi tranquillamente di continuare a girare con la mia auto di 8 anni fa e aspettare che il prezzo delle Punto scenda. Tuttavia, essendo noi in quarantena, forse non è l'esempio più appropriato. Passiamo a un esempio con i telefoni. Io ho un telefono di 4 anni fa e ormai lo considero abbastanza obsoleto, vorrei cambiarlo perché ad esempio non mi arrivano più gli aggiornamenti di Android. Ora, guardo il nuovo modello, l'ultimo uscito, Google Pixel non so quanto, e vedo che i prezzi sono tremendamente alti, non me lo posso permettere. Quindi che cosa faccio? Aspetto, il mio telefono funziona ancora, posso usarlo ancora per un po', per qualche altro mese, aspettando che il prezzo del nuovo telefono scenda. E attenzione che non è il mio caso perché nonostante il mio telefono sia effettivamente di 4 anni fa, è una bomba, funziona da Dio. I beni durevoli quindi abbiamo capito che hanno una domanda elastica. Se hanno una domanda elastica significa che aumentando il prezzo del 10%, più del 10% delle persone non lo acquisteranno più, perdi più del 10% dei tuoi possibili acquirenti. Il discorso è ben diverso se la mia frequenza d'acquisto di quel prodotto è molto maggiore. Ad esempio, se io dovessi comprare del pane e il pane aumentasse di prezzo, a parte che io sono celiaco, è un brutto esempio, però per tutti quanti gli altri funziona, quindi io dovrei comprare del pane. Quel pane aumenta di prezzo il giorno dopo. Io non è che posso privarmi del pane, di solito è un bene di prima necessità, quindi lo compro lo stesso, nonostante sia aumentato il prezzo. E qualcuno a questo punto potrebbe obiettare che al posto di andare dal mio fornaio sotto casa potrei recarmi da un altro fornaio a comprare del pane più conveniente. Però nel mio esempio l'aumento dei prezzi è generalizzato, quindi tutti i panettieri aumentano il prezzo del 10%. I beni di largo consumo quindi abbiamo capito che hanno una domanda rigida. Questo significa che non è elastica oppure è anaelastica, potete dirlo come volete. E significa semplicemente che se aumento il prezzo di questi beni del 10%, meno del 10% delle persone non saranno più disposte ad acquistarlo. Quindi tante persone in più rispetto all'esempio di prima, per lo stesso aumento di prezzo. Arrivati a questo punto quindi siamo in grado di capire parte del fenomeno per il quale il prezzo delle mascherine e della mucchina è aumentato di molto. La domanda di questi beni è piuttosto rigida rispetto al prezzo e questo significa che aumentando il prezzo non sono tante le persone disposte a non comprare più queste cose solo perché ha aumentato il prezzo.
E questo perché è necessario comprare quei beni in questo momento, non si può rimandare l'acquisto. Ma non è questo l'unico fattore chiave per capire l'aumento dei prezzi. Adesso arriva uno degli argomenti più ribaditi sul mio canale, il concetto di scarsità. Il concetto di scarsità prevede che un bene vale sempre di più in base a quanto è scarso rispetto alla domanda. Questa di fatto è la base dell'economia. Come vi ho detto in altri video, se c'è una sovrabbondanza di un certo prodotto, quel prodotto si chiama non economico. Possiamo pensare ad esempio all'aria. L'aria è un bene non economico. Fatta eccezione per quella volta in cui ho fatto un video a riguardo, qui in alto a destra. Quindi maggiore è la scarsità, più alto è il prezzo al quale sarà venduto quel bene. E qui capiamo, unendo questi due concetti, che cosa è successo durante questa emergenza. Come si è sfruttata la rigidità della domanda rispetto al prezzo e la scarsità di alcuni beni. Durante questa emergenza non c'era la possibilità di rimandare l'acquisto di mascherine o gel igienizzanti e soprattutto le quantità di questi due prodotti si sono ridotte drasticamente perché tutti sono andati a comprarle e le scorte sono esaurite. Queste due cose hanno portato ad un aumento vertiginoso dei prezzi e alcuni furbetti ci hanno anche marciato sopra. Ma vedrete che arricchirsi ai danni degli altri non è sempre la scelta giusta. Ciò che semini raccogli. Ricordatevelo, c'è anche già la Guardia di Finanza che sta controllando le persone che hanno speculato su questi due beni. Questa è una spiegazione economica semplice di quello che sta avvenendo. Tuttavia, in questo genere di situazioni non ci si può fermare a una mera analisi economica. C'è da dire due parole in più rispetto ai risvolti economici. Più volte su questo canale ho espresso parole dure verso chi specula sui mercati finanziari. Ora, la mia condanna è massima anche in questo genere di situazioni, dove si specula nell'economia reale. Tuttavia, mi sento di voler dare un messaggio positivo, oltre la mia condanna. In economia spesso si sente parlare di analisi costi-benefici. Sicuramente l'avrete già sentita dalle parole dell'ex ministro dei trasporti Toninelli riguardo la TAV, non entreremo comunque nel merito. Dicevo, questa analisi costi-benefici non guarda solamente quanto denaro entra e quanto denaro esce, guarda anche aspetti che vanno al di là dell'economia. Dato che ho citato la TAV, lì si parlava di inquinamento ambientale, inquinamento acustico, comodità dei trasporti, eccetera, eccetera. Si fa insomma una quantificazione economica di questi benefici che non sono economici e poi si decide se avviare o no un progetto. A proposito della situazione che si è venuta a creare adesso, è utile secondo me fare un'analisi costi-benefici della vendita di mascherine e gel igienizzanti. Semplicemente, se io dovessi vendere delle mascherine a un prezzo basso, mi starei effettivamente privando di una parte consistente di guadagno. Il mio profitto si abbasserebbe di molto. Questo però a fronte di benefici. I benefici sono la salute psicofisica delle persone. Le persone hanno tutto il diritto di sentirsi sicure se si proteggono in maniera adeguata. Ultima cosa, poi vi lascio al dizionario economico. Sapevate che in Italia adesso si sta riconvertendo parte dell'industria per produrre mascherine? Io ho parlato della riconversione industriale nel video della coda, che ve lo lascio qui in alto a destra. Via col dizionario economico. Il profitto in economia è l'utile che si ricava da un'attività imprenditoriale, inteso come eccedenza del totale dei ricavi sul totale dei costi.